È l'ultimo filone delle indagini che riguardano il caso di Loredana Bolzan, quello che dovrà stabilire se, oltre all'ex dipendente già condannata in primo grado ad 11 anni con i suoi complici, sussistano delle responsabilità di altri dipendenti e funzionari che avrebbero dovuto controllare l'operato della donna. Oggi i primi riscontri, in base agli accertamenti richiesti dalla Corte dei Conti, i carabinieri del NAS hanno segnalato ben 16 persone, tra dipendenti ed ex dipendenti dell'azienda sanitaria, che avrebbero dovuto controllare quanto la Bolzan stava facendo tra il 96 e il 2007. La dirigenza dell'ASL ci ha fornito una totale collaborazione e questo ci ha permesso appunto di quantificare poi il danno erariale che era è stato quantificato in circa 5 milioni di euro. Una vera e propria scure è quella che la magistratura contabile potrebbe far calare su colleghi e superiori della Bolzan qualora venisse accertata la loro responsabilità. Dovranno infatti rimborsare l'enorme danno economico causato dalla loro condotta negligente. Al momento le indagini sulle 16 persone segnalate escludono profili di connivenza con l'ex dipendente condannata in sede penale. Tuttavia è innegabile che condotte omissive nell'attività di controllo possano aver favorito lo sviluppo del sistema clientelare che la Bolzan aveva creato per i propri interessi personali. Questo procedimento è un procedimento della magistratura contabile che dovrebbe concludere appunto tutto l'insieme dei procedimenti che riguardano questo caso. Riteniamo che ci debba essere la massima trasparenza, la massima fermezza anche nell'andare a verificare le responsabilità. L'ultimo passo, una volta ultimate le indagini della Corte dei Conti, lo potrebbe infine fare l'azienda sanitaria trevigiana, che non esclude al momento eventuali provvedimenti o sanzioni disciplinari nei confronti di chi, a causa della propria condotta, abbia potuto permettere un'emorragia di 4 milioni di euro dalle casse dell'azienda.